Maltrattamenti alla moglie, arrestato a Brescia dove vive sotto protezione l'ex boss della Mara del Brenta Felice Maniero, faccia d'angelo in lacrime dopo la denuncia della donna. Auto travolge un quarantenne in sella alla bici a Guia di Valdobbiadene lungo la statale da Valdo a Combai e ieri sera c'è già altra tragedia della strada, 53enne ha perso la vita nell'auto finita in un fossato. Una vettura con a bordo due ventenni esce di strada e si schianta contro una palazzina a Follina nel Trevigiano, i due feriti ma miracolosamente vivi. Parola fine al processo sull'omicidio di Ezio Sankovic avvenuto nel febbraio del 2016 a Tre Basiliche, la Cassazione conferma la condanna a 30 anni per Renato Rossi. Autonomia, il ministro Boccia annuncia il riavvio della trattativa con il Veneto dal 22 ottobre a 2 anni esatti dal referendum e proprio nel giorno in cui a Venezia si terrà una manifestazione. Zaia dice non ci fermiamo. Ha presentato un falso diploma per ottenere un posto da bidella in una scuola del Padovano, nei guai, una 55enne di Rovigo. Lotta al tumore al seno, Veneto leader, partito il primo progetto sperimentale mai avviato di personalizzazione con 11.000 donne, abbassato anche il limite delle mammografie a 45 anni. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione del nostro telegiornale dunque è scoppiato in lacrime l'ex boss della Mara del Brenta, Felice Maniero, al momento del suo arresto nella casa di Brescia, dove vive da anni sotto protezione. Arrestato perché accusato di maltrattamenti alla moglie, alla compagna, una donna di 47 anni che ha appunto raccontato di maltrattamenti fisici e psicologici. Allora ci racconta quanto accaduto in queste ore la nostra Anna Maria Parisi. Anna. Sì, buongiorno. Nuovi guai per l'ex boss della Mara del Brenta, Felice Maniero. È stato infatti arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna. Il fatto a Brescia, perché lo ricordiamo, Maniero è da tempo residente nella città lombarda con una nuova identità. L'ordinanza di custodia cautelare per Faccia d'Angelo, lo ricordiamo da sempre, il soprannome di Maniero, è stata firmata giovedì dal GIP di Brescia, infatti, e le manette sono scattate per via del nuovo codice rosso. Questo è il nome della legge che è stata introdotta ad agosto per una tutela rapida delle donne che subiscono maltrattamenti. Maniero quindi si trova adesso in carcere a Bergamo. Vi forniremo maggiori dettagli nel corso delle prossime edizioni. Ed è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi. Adesso apriamo una pagina sulle tragedie, purtroppo i drammi sulla strada, a partire da quello avvenuto poco dopo le 11 di stamane a Guia di Valdobbiadene. Siamo dunque in provincia di Treviso, siamo in grado di mostrarvi anche una primissima immagine del dramma, grazie al nostro Lucio Zanato che si trova sul posto. Si tratta di un'auto che si è scontrata, come vedete, con una bicicletta. In sella c'era un quarantenne in via Colla dei Cal, lungo la statale, e purtroppo per il quarantenne in sella alla bicicletta non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto praticamente sul colpo, trascinato anche per alcuni metri dall'auto. Sul posto la polizia stradale di Vittorio Veneto. Ovviamente tutti i dettagli anche sulla dinamica di questa tragedia questa sera nei nostri telegiornali. Nel frattempo c'è un 53enne di San Stino di Livenza che è indagato per omicidio stradale dopo il dramma avvenuto ieri sera, poco dopo le 19:30. Lo vedete in queste immagini dei carabinieri, lo scontro tra due auto lungo la provinciale 57 a Ceggia, in cui è morto Diego Gobbo di San Stino di Livenza, finito con il proprio veicolo nel fossato adiacente a via Pra Levade. Nonostante i soccorsi, vedete l'auto nella parte destra del vostro schermo, è l'auto del 53enne che è morto, finito appunto nel fossato. E sempre ieri sera, anzi la scorsa notte, qualche ora dopo, e torniamo nella Marca Trevigiana, una tragedia sfiorata, quella di un'auto con a bordo due ventenni che si sono schiantati poco dopo le 4 contro una palazzina in piazza 4 novembre a Follina. L'impatto è stato molto violento, tanto che il mezzo, lo vedete nelle immagini, ha subito danni ingenti a tutta la parte anteriore, mentre appunto gli occupanti sono rimasti feriti, ma miracolosamente sono vivi sul posto. Lo vedete, i vigili del fuoco, i carabinieri, anche ovviamente per rilevare i danni eventuali alla palazzina contro la quale si sono scontrati
i due ragazzi, evidentemente ci fossero state delle persone nelle vicinanze sarebbe diventata una tragedia immane. Adesso una parola fine a un processo per l'omicidio di Ezio Sankovic, lo ricorderete, era avvenuto nel febbraio del 2016 a Trebaseleghe, la parola fine arriva dalla Cassazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nei confronti di Renato Rossi, 69 anni, di Martellago, condannato in appello a 30 anni di pena per l'omicidio di Ezio Sankovic, manager della Moncler di Rubano, assassinato a colpi di pistola la notte del 1 febbraio 2016 a Trebaseleghe, poco distante dagli uffici della ditta in cui lavorava. La sentenza della Cassazione è definitiva e chiude il caso. Renato Rossi, in primo grado, aveva scelto il rito abbreviato che gli ha consentito uno sconto di pena. Nel 2018 l'appello aveva confermato la condanna a 30 anni e ora anche la Cassazione. Rossi uccise il manager con 3 colpi di pistola alla testa, al culmine di una discussione avvenuta nell'auto della vittima. Un omicidio per motivi economici, visto che Sankovic aveva prestato 20.000 euro a Rossi, che non era più in grado di restituirli. I due uomini si erano dati appuntamento nel tardo pomeriggio di quel 1 febbraio, fuori dalla sede della Moncler di Trebaseleghe. Il manager aveva invitato Rossi a salire a bordo della sua auto per parlare, ma fatti pochi chilometri la lite era degenerata. Rossi, sceso dall'auto, aveva con sé una pistola e a bruciapelo aveva sparato alla tempia di Sankovic. Lasciamo la cronaca per un attimo, ci torneremo fra poco per tornare a parlare di autonomia. Il negoziato riparte, lo ha annunciato il Ministro per gli affari regionali Boccia, e riparte il 22 ottobre, giorno non a caso in cui scattano i 2 anni dal referendum. 22 ottobre 2017, 22 ottobre 2019, a 2 anni esatti dal referendum che portò oltre 2.270.000 veneti a mettere una X sul sì per l'autonomia della regione, si riapriranno i negoziati con il governo. Ad annunciarlo il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che ha fissato proprio per il 22 ottobre l'incontro con il governatore Luca Zaia. Giorno scelto a caso? Chissà, forse sì, ma molti veneti sperano che questa data ormai storica segni una svolta decisiva nella trattativa con Roma. Questa mattina ho firmato le lettere indirizzate ai presidenti delle regioni che hanno già avviato l'iter sull'autonomia differenziata per far riprendere i confronti. Si riparte dalla regione Veneto, la cui delegazione è attesa per martedì 22 ottobre, ha affermato Boccia, che ha poi aggiunto che parallelamente al lavoro in corso sulla legge quadro è necessario avviare immediatamente il confronto bilaterale tra le singole regioni e i ministeri competenti. Ma il ministro si è spinto oltre. Entro fine anno, ha aggiunto, vorrei portare in Parlamento la legge quadro che consente un'attuazione dell'autonomia differenziata in una cornice da Stato unitario che permette ad ogni regione di camminare con i propri ritmi e di fare le proprie scelte rispetto all'idea di sviluppo che si ha. Se da un lato dunque riparte la formale trattativa, dall'altro anche la piazza si mobilita per chiedere un'accelerazione dei tempi. Se l'autonomia entrerà solo sottovoce nella manifestazione sabato a Roma della Lega contro il governo giallorosso, si farà invece sentire prepotentemente nell'appuntamento organizzato a Venezia da Marino Finozzi sul ponte di Rialto, quando, manco a dirlo, il 22 ottobre. Io penso sia legittimo e democratico che tutti facciano le proprie manifestazioni nel rispetto delle leggi e della libertà altrui, non ci vedo nulla di scandaloso. Insomma, direi che per l'autonomia e per il Veneto tutto quello che non strozza ingrassa. Ben vengano dunque le manifestazioni di piazza per mantenere alta l'attenzione sull'autonomia, spiega Zaia, che poi però chiarisce. Ho dimostrato con i fatti come si fanno le cose. Ho portato a casa le Olimpiadi quando tutto il mondo si stava distraendo da un'altra parte. Ho portato a casa il patrimonio dell'umanità per le colline di Valdobbiadene e del Conegliano quando gli altri ormai non ci credevano più. Ho portato a casa la partita della Pedemontana quando tutti la consideravano ormai persa, invece concludiamo il cantiere 2020. Io sono abituato a lavorare, le altre robe le lascio agli altri, sono un pratico, un pragmatico. Ieri a Venezia l'incontro tra il sottosegretario all'editoria, il veneziano Andrea Martella, e il sindacato dei giornalisti del Veneto per parlare anche della nuova legge sull'editoria. La prima scadenza è il 29 ottobre prossimo, martedì, giorno in cui presenterà in Parlamento i suoi intenti programmatici sull'editoria, a cominciare da una nuova legge in materia, e la promessa fatta qui in Veneto dal sottosegretario all'editoria, il veneziano Andrea Martella del PD, nel corso dell'incontro con i giornalisti tenutosi nell'omonima sede di Palazzo Turlona a Venezia. Una nuova legge sull'editoria che chiamerò 5.0 e che possa fare i conti con la modernizzazione che è avvenuta nel corso di questi anni, con la rivoluzione digitale,
ma anche e soprattutto con la capacità di garantire un rilancio dell'intero settore, sia del giornalismo che dell'editoria. Tra le istanze di cui si farà portavoce a Roma la questione contributi statali, in particolare l'informazione televisiva locale. Si sta lavorando affinché non ci sia nessun taglio, concessioni comprese, anticipato. Stiamo lavorando per garantire una stabilità e una continuità del sostegno dello Stato al pluralismo dell'informazione anche di carattere territoriale. Altra novità, la quota della web tax che potrebbe essere veicolata al mondo dell'editoria e dell'informazione. Se verrà approvata nella prossima legge di bilancio, un passo in avanti che io spero di poter consolidare anche negli anni futuri. Garantire il pluralismo dell'informazione, a cominciare dalla sussistenza delle realtà locali, TV in testa, è il tema cardine del sottosegretario Martella. E quindi si è impegnato formalmente a garantire il sostegno economico diretto e indiretto. Noi ci siamo sempre battuti per questa cosa e non nascondendoci mai che i contributi vanno alle aziende virtuose. Il rilancio dell'informazione che nasce dal dialogo, il confronto, il rispetto tra le persone per i giornalisti, il giornalismo e tutto il settore. Finalmente abbiamo un interlocutore con cui discutere, con cui confrontarci, con cui porre le basi per delle riforme serie, delle riforme che garantiscano la libertà e l'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti e di conseguenza un'informazione la migliore possibile. Torniamo adesso con l'immagine a Guia di Valdobbiadene, dove c'è stato purtroppo questa mattina il tragico incidente mortale. Siamo in grado di mostrarvi sempre grazie al nostro Lucio Zanato anche alcune immagini. Lo vedete, questo è il momento in cui gli uomini della polizia stradale stanno effettuando i rilievi proprio in questi istanti. L'auto è quella che si è scontrata con la bici, lo vedete, siamo su una strada vicino ai filari dei vigneti, siamo a Guia appunto di Valdobbiadene e queste sono le immagini dei rilievi. La tragedia appunto è successa poco dopo le 11, la bici a terra, era un quarantenne che purtroppo è stato travolto e non ce l'ha fatta. Queste le immagini appunto di quanto adesso in questo momento sta accadendo a Guia di Valdobbiadene con questo incidente mortale. Ancora la cronaca con una falsa bidella, o meglio con una bidella che ha ottenuto il posto di lavoro e ha ottenuto diversi stipendi con un falso diploma, adesso finisce nei guai. È indagata per truffa ai danni dello Stato. Una donna di 55 anni avrebbe presentato un falso diploma a una scuola media di Selvazzano Dentro per ottenere un posto da bidella. Ora il Tribunale di Padova, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto un sequestro preventivo di circa 7.000 euro, ovvero tutti gli stipendi che la donna ha guadagnato da ottobre a giugno del 2018 grazie al posto di lavoro ottenuto con l'inganno. Le indagini infatti hanno dimostrato che il diploma che la 55enne di Rovigo sostiene di aver preso in una scuola di Salerno non esiste. In realtà in quella scuola non ha mai messo piede. Laboratori in nero, concorrenza sleale e operai sottopagati è il grido d'allarme che arriva dalla Confartigianato, che ieri ha organizzato sul tema un convegno sul settore della moda, fiore all'occhiello di Treviso e Veneto, ma intaccato e minacciato da questo sottobosco criminale. La moda per il trevigiano è uno dei settori più importanti del tessuto economico, un fiore all'occhiello per questo territorio che conta oltre 1000 laboratori artigianali, dalle scarpe agli abiti fino agli accessori, ma sempre più spesso è presente lo spettro della concorrenza sleale, operai sottopagati, laboratori in nero. Il grido d'allarme arriva direttamente dalla Confartigianato. All'interno del settore manifatturiero il settore della moda è quello con la più alta quota di lavoro sommerso e questo ovviamente preoccupa le piccole imprese e gli imprenditori artigiani che soffrono quotidianamente una concorrenza sleale molto pesante. I danni relativi alla contraffazione e alla concorrenza sleale sono enormi. Basti pensare che su 1000 laboratori artigianali regolari che lavorano per i grandi marchi ce ne sono circa 300 irregolari che utilizzano manodopera sotto costo. I danni ce li abbiamo per una concorrenza sleale fatta da tanti laboratori che lavorano in nero, non rispettano le regole, non pagano i contributi, quindi loro possono scendere a prezzi molto stracciati usufruendo di questo sistema
di lavoro, insomma. Ci vuole una normativa chiara che tuteli questi artigiani e questi convegni, spiegano, sono fondamentali per sensibilizzare chi opera nel settore. Occasioni come oggi sono elemento indispensabile per lanciare questi allarmi. Noi ci siamo ancora molto forti, abbiamo coraggio, abbiamo cuore, come ho detto ieri durante una delle sfilate che avete benissimo organizzato qua in questo territorio, però a suo tempo bisogna richiamare il governo affinché tutta la struttura governativa sia in prima linea con noi, mettendo nell'agenda il servizio di tutela per le aziende, soprattutto quelle artigiane, che sono quelle che hanno più difficoltà a far valere i propri diritti. Oggi un laboratorio in nero viene multato con una sanzione di 300 euro, spiega Vendemiano Sartor, presidente della Confartigianato di Treviso, e resta chiuso 2 giorni al massimo, poi riapre. Ci vogliono, dice, sanzioni più severe. Un altro appello al governo, meglio un attacco al governo, viene dall'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato, che dice: il Veneto è pronto per la banda larga, ma dal governo non si muove nulla. Inutile parlare di digitalizzazione, di impresa 4.0, di internet delle cose e di sfida globale. L'Italia resta fanalino di coda in Europa nell'implementazione della banda larga e le imprese ne vengono di conseguenza sempre più penalizzate. L'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato non si tiene più e attacca il governo, quello attuale ma anche quelli precedenti. La cosa assurda è che questa volta abbiamo tutti i soldi per farla, abbiamo fatto gli accordi con tutti i comuni del Veneto, abbiamo fatto gli accordi con tutte le istituzioni interessate da questo, non costa nulla ai comuni e noi siamo in grado di portare la banda ultralarga in tutte le aree bianche del Veneto, cioè quelle a fallimento di impresa dove non c'è interesse per le aziende che fanno telecomunicazioni di fare banda ultralarga. È incomprensibile il ritardo dello Stato nell'esecuzione dei lavori. Tutto è pronto, i comuni hanno fatto la loro parte, gli enti pure, ma nulla si muove e proprio le regioni a maggior vocazione produttiva, Lombardia e Veneto, si trovano duramente penalizzate. Non si capisce mai chi è il colpevole, non si capisce mai quale sia la testa e la coda, però un governo serio che ama l'impresa deve assumersi le responsabilità di fare cose che servono alle imprese. La pubblicità, poi parleremo della lotta ai tumori. Il sito. Rieccoci in studio in diretta per parlare di lotta ai tumori, Veneto leader nella lotta ai tumori, soprattutto nel cancro al seno, e su questo fronte partono 2 importantissime novità rivoluzionarie. Le donne dai 45 ai 50 anni hanno lo stesso rischio delle donne dai 50 ai 55. Parte da questa rilevazione scientifica il progetto del Veneto di abbassare l'età della prima mammografia per la prevenzione del tumore al seno. Finora le soglie per il controllo di routine erano fissate dai 50 ai 74 anni, con quasi 200.000 donne che sono sottoposte a screening. L'ULSS più attiva è la 2, marca trevigiana, con il 100% degli inviti all'esame e l'82% di adesioni, contro la media nazionale fissata all'84% degli inviti e quasi il 60% di adesioni. Esami che nella nostra regione hanno individuato oltre 1.000 cancinomi mammari, quasi tutti tra i 50 e i 69 anni. Ma in Veneto sono molte le donne di ben più giovane età che chiedono di potersi sottoporre ad una mammografia. Da di sotto dei 50 anni ha senso la mammografia qualora ci sia un'indicazione clinica, il medico o la donna si sono sentite qualcosa al seno. Al di sopra dei 50 come screening. Se non c'è un'utilità del fare la mammografia è solo un esame non solo inutile ma dannoso. Perché significa comunque sottoporsi a degli stress fisici e psicologici determinati magari da approfondimenti e risultati che poi si rivelano dei falsi positivi. Tutto questo, che si chiama il rischio di sovradiagnosi, cioè diagnosticare qualcosa che poi di fatto non c'è, va tenuto da conto perché ogni esame inutile è un esame dannoso per la serenità delle nostre donne. Rimane comunque la fascia giovane per la quale la Regione Veneto, prima in Italia per risultati nella lotta al tumore al seno, ha deciso di avviare una sperimentazione che riguarderà tutte le donne dai 45 ai 74 anni della ULSS 5 Polesana e 6 Euganea. Abbiamo deciso di fare una proposta di screening personalizzato, quindi non tratteremo tutte le donne nella stessa maniera, ma in base al rischio che calcoleremo con un test del rischio appunto familiare e calcolando la densità del seno decideremo come seguire queste donne e quindi alcune
faranno la mammografia semplicemente ogni 2 anni o ogni anno, altre invece avranno associato anche una ecografia. Nei casi in cui trovassimo un rischio molto elevato verrà aggiunta anche la risonanza magnetica. A proposito di sanità parliamo dell'influenza e dei vaccini anti-influenzale. Nella Marca Trevigiana una vera e propria task force per contrastare l'influenza in arrivo. Sono 140.000 le dosi di vaccino già acquistate dall'ULSS Marca Trevigiana per una campagna anti-influenzale che si preannuncia da record. L'intenzione del Dipartimento di Prevenzione del Resto è quella di coinvolgere un numero sempre più elevato di cittadini, anziani e malati cronici innanzitutto. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare al tetto del 64% di over 65 contro il dato del 53 registrato la scorsa stagione. L'anno scorso abbiamo vaccinato 102.000 persone con più di 65 anni su 192.000 e abbiamo somministrato ulteriori 23.500 dosi a persone con patologie croniche o a personale sanitario. Quest'anno si vuole, come ogni anno, cercare di fare di più. E per fare di più l'ULSS all'occorrenza è pronta ad acquistare anche altre dosi. Per il momento la macchina del Dipartimento di Prevenzione sta lavorando per partire con la campagna di informazione con nuovi orari di apertura straordinaria e c'è già una data di avvio. La campagna prenderà avvio ufficialmente l'11 novembre prossimo. Nei giorni precedenti distribuiremo le dosi ai medici di medicina generale che sono i principali attori della campagna antinfluenzale. La fascia più problematica da raggiungere è quella dei nuovi over 65 che spesso non si percepiscono come anziani e quindi come soggetti a rischio. E resta l'appello di sempre. L'appello è quello di approfittare della vaccinazione gratuita che viene proposta, raccomandata a tutte le persone che hanno più di 65 anni e a tutte le persone giovani e adulti che soffrono di patologie croniche. Abbiamo argomento e parliamo del Sacrario Militare del Lido di Venezia, atteso a una nuova vita nei prossimi giorni. Dopo un complesso e lungo restauro riaprirà il prossimo 25 ottobre il tempio votivo del Lido di Venezia. Qui riposano in un ideale abbraccio di pace circa 3.000 caduti delle 2 guerre. L'inaugurazione del tempio votivo è sicuramente un momento interessante e importante per tutta la comunità del Lido. Ricordiamo che sono dei lavori che sono iniziati diversi anni fa, seguiti inizialmente dall'ufficio tecnico della municipalità e poi direttamente anche dal comune, in particolare dal settore dei lavori pubblici. A rendere possibile un articolato e importante restauro, costato 1.300.000 euro, un cospicuo finanziamento della Regione Veneto nell'ambito delle iniziative per il centenario della Grande Guerra. È giusto ringraziare per questo la Giunta regionale, è stato un investimento veramente importante. L'edificio ospiterà anche un centro di studio e ricerca multimediale sulla storia della Grande Guerra. Sarà aperto al pubblico grazie a una convenzione sottoscritta tra l'Ente Onor Caduti di Roma, la Diocesi Patriarcato di Venezia e il Comune. Al fine di avere una gestione partecipata che possa consentire ai cittadini di sentire quel luogo come un luogo proprio, ricco di sacralità e che deve essere rispettato, ma anche come un posto dove finalmente i cittadini possono magari sviluppare delle attività culturali che non farebbero altro che accrescere il prestigio stesso di quella struttura. Allora parliamo della lingua veneta con una iniziativa molto particolare che arriva alla Biblioteca di Rosà. La lingua veneta entra in biblioteca a Rosà e parla ai ragazzi, mostrando loro storia e potenzialità di una cultura che affonda le sue radici nelle nebbie del tempo. Parte in paese un'iniziativa dedicata alla lingua dei Veneti, dalle prime testimonianze di 3.000 anni fa sino all'epoca più recente. Ripercorriamo in ogni pannello i documenti linguistici del Veneto spiegati in 4 lingue, in lingua italiana, in lingua veneta, in lingua inglese ed in lingua portoghese, in onore ai nostri fratelli veneto-brasiliani che vivono in Brasile. E qui ripercorriamo quello che è la civiltà veneta nel suo aspetto linguistico, trovando anche di conseguenza la testimonianza viva e molto forte dell'essenza veneta nell'espressione. In ballo trattati veneti di scienze, arte, aritmetica, traduzioni illustri e opere in lingua, conosciute e meno conosciute, che danno l'immagine del Veneto come prima lingua volgare dal latino tramite importanti testimonianze nei secoli. Che ci rendono orgogliosi di essere veneti e ci obbligano un pochettino a essere più orgogliosi davvero, non solo a esserlo ma anche a far capire perché siamo orgogliosi di essere veneti.
La reazione degli studenti pare essere molto positiva. Hanno potuto vedere e capire alcune cose che non riuscivano, che non hanno studiato in realtà a scuola, ma anche sono il momento in cui riescono ad autonomizzarsi e quindi ad acquisire un'autonomia anche di ricerca. Li abbiamo invitati con tutti questi pannelli in realtà a poter approfondire ulteriormente ciò che vedono, queste piccole testimonianze di ogni pannello. Per esempio su ogni pannello esiste il QR code dove si può sentire anche la pronuncia veneta del testo veneto letta da diversi ragazzi. Siamo in chiusura, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Bentrovati al meteo. L'alta pressione perde colpi accompagnando l'ingresso di una perturbazione, ma vediamo nel dettaglio la situazione di sabato 19 ottobre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso ovunque, con piogge sparse un po' dappertutto, meno probabili tuttavia vedete sui settori più meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 17 e 22 gradi. Condizioni di tempo instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con temporali frequenti fin dal mattino, alternati comunque in giornata a qualche pausa maggiormente asciutta. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 18 e 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, con tempo perturbato e piogge un po' su tutta la regione. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 16 e i 17 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.